prima del 15 purtroppo le imprese potranno fare poco sul piano ufficiale, perché nessuno può chiedere ad oggi a un suo collaboratore dipendente se è vaccinato o non è vaccinato. E certo che queste informazioni nelle aziende serene e serie di fatto ci sono proprio grazie all'ottimo rapporto con i propri collaboratori. A pochi giorni dall'introduzione del Green Pass nelle aziende regna ancora la confusione. Non è chiaro chi debba svolgere i controlli e se questi saranno quotidiani o a campione. Ecco cosa devono fare i datori di lavoro per essere in regola. Dovrà dotarsi di una specie di disciplinare interno nel quale descrivere quali saranno le procedure per attuare tutto il complesso sistema del Green Pass, perché non si può in pratica registrare nulla per iscritto, bisognerà mettere in atto una serie di operazioni che consentano all'azienda di provare che ha fatto tutto ciò che era nel suo dovere e ai lavoratori di essere certi che i controlli sono stati eseguiti nel modo corretto. Per la privacy, i lavoratori fino al 18 ottobre non saranno tenuti a presentare nessun tipo di certificazione. Questo può generare confusione che si dipana dove i rapporti tra aziende e dipendenti sono buoni. La richiesta che l'Associazione di categoria delle piccole e medie imprese padovane fa al governo è semplice. Chiarezza chiediamo e da sempre, proprio come Confapi, noi chiederemo di più, e cioè serietà nell'imporre la vaccinazione come un bene primario per tutta la nazione, oltre che per il lavoro. Ma se questo non può essere fatto per questioni politiche, di forze politiche che non hanno ancora capito bene in che razza di dramma ci siamo trovati, almeno che ci sia chiarezza.